Abbiamo apprezzato la convocazione da parte della Regione di un tavolo su Electrolux che vada anche al di fuori dei cancelli della multinazionale, perché parliamo naturalmente di un indotto che coinvolge anche aziende, in particolare della gomma plastica, dell'imballo, perché abbiamo il dovere di tutelare, di difendere e di rilanciare il tessuto industriale veneto. Dopo i tavoli romani, incontro al vertice anche in regione per il futuro di Electrolux, indice puntato sul tema dell'indotto e delle piccole e medie imprese coinvolte da un possibile ridimensionamento dell'azienda madre. Si parla di centinaia di lavoratori a rischio, oltre a quelli diretti. Per questo l'assessore Massimo Bitonci ha messo un focus specifico su questo tema. Il segnale di solidarietà e preoccupazione è emerso anche dall'evento che ha visto protagonisti 28 sindaci del territorio conegliano, a testimonianza della gravità della situazione e della necessità di risposte concrete e immediate da parte di tutti gli attori coinvolti. Il sindaco di Susegana ha una ricetta. Deve fare il sistema della politica che difenda il territorio. Cioè, c'è poco da fare. Se hanno alti costi produttivi, dobbiamo trovare il sistema che tassiamo l'energia elettrica, diamola a prezzo della Polonia. Cosa vuoi che ti dica? Ma non è che l'acciaio costa tanto, ma l'acciaio non lo produciamo più perché non abbiamo più acciaierie in Italia. E prima eravamo i più grandi produttori di acciaio in Europa. E possiamo fare tutto quello che diciamo, ma ci vuole una politica industriale dura e pura, no? Nel difesa della nostra peculiarità, che è quella di essere un paese di trasformatori. Sul fronte dei lavoratori il sostegno del territorio è fondamentale per portare avanti le battaglie, ma rimangono le perplessità su come la parte datoriale stia procedendo. Dopo aver preso i contributi statali, ora se ne vuole andare. Inaccettabile, dicono. L'appuntamento è di nuovo a Roma, martedì 21 prossimo. Noi continueremo a chiedere anche a questo governo che se ci sono soldi siano vincolanti, se ci sono i soldi l'azienda deve rimanere in Italia, se non vuole, se ci sono i soldi e va via deve restituirli, solo così riusciremo a garantire le nostre produzioni in Italia e che Electrolux rimanga una fabbrica che produce qui.